Ed ora uno speciale sulla nuova piazza Indipendenza di San Donà di Piave, inaugurata lo scorso sabato 22 settembre. C'eravamo anche noi. Dopo mesi di attesa arriva la nuova piazza Indipendenza a San Donà di Piave. La piazza è stata completamente rinnovata in ogni suo particolare e la sorpresa ha colto molti dei cittadini che hanno partecipato al tanto atteso momento. L'evento di inaugurazione è iniziato sabato mattina alle 10:30 con il consueto alzabandiera in questo storico luogo d'incontro tra sandonatesi. Particolarità del momento è stato l'arrivo di un paracadutista con la bandiera italiana, attimo che ha lasciato i cittadini letteralmente a bocca aperta. In seguito la piazza è stata soggetta ad una benedizione, che ha poi lasciato spazio all'intervento dell'architetto ideatore del progetto, Aurelio Galfetti. Tra i cittadini sandonatesi era un po' nata la polemica sullo spostamento del monumento che per anni è stato collocato al centro della piazza. Io l'ho messo al posto giusto, perché l'ho messo all'estremità, in modo tale che tra il monumento e il podio del municipio resta quel grandissimo spazio che stamattina visto era pieno di gente, no? C'erano 4.000 persone dentro lì, si può fare qualsiasi cosa, no? Se c'è il monumento ingombra. Poi messo all'estremità genera un richiamo, è un'entrata, annuncia qualche cosa, no? Quindi penso che abbiamo migliorato. Tra applausi e soddisfazione sono intervenute molte autorità locali insieme al sindaco Francesca Zaccariotto, che si sono dimostrate orgogliose dei risultati ottenuti dopo mesi di lavoro. L'amministrazione comunale ha dato le chiavi della nuova piazza San Donà di Piave, una giornata importantissima. È un avvenimento storico perché opere di questo genere sono opere che durano nei secoli. E credo che il risultato che abbiamo ottenuto grazie alla maestria dell'artista che l'ha progettata, il professor Galfetti, grazie alla perizia dell'impresa che ha eseguito i lavori, ci ha permesso di ottenere un risultato fantastico. San Donà adesso ha una piazza nel vero senso della parola. Non si trattava solo di rendere pedonale, di togliere le macchine da questo spazio, si trattava proprio di creare un ambiente, un posto dove l'aggregazione della gente sia incentivata. Dopo mesi di lavori, di polemiche, di commenti sull'opportunità o meno di rinnovare la piazza principale di San Donà, è giunto finalmente il giorno fatidico dell'inaugurazione di questa piazza, Piazza Indipendenza. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con una promessa ed è stata mantenuta, vero? Se lo dice lei forse ci credono di più, nel senso che noi esattamente un anno fa abbiamo cantierato la piazza, la gente ci aveva detto che avrebbero perso 2 fiere, mi pare che invece tutte le assicurazioni che avevamo dato oggi le abbiamo dimostrate con questa apertura. È una piazza credo straordinaria, finalmente anche questa città di San Donà con 42.000 abitanti ha il suo salotto cittadino. Questo mi auguro diventi un luogo di incontro per tutte le fasce d'età, perché ha degli spazi dedicati, quindi dedicati ai bambini che non avranno più solo il monumento Ancillotto dove salire, ma avranno degli spazi liberi, dedicato alle persone più anziane che magari vogliono leggersi un giornale sotto un albero, i carpini che abbiamo piantato, una panchina, dedicato ad un luogo dove qua faremo divertimento, cultura, momenti di incontro. E quindi adesso chi ha proposte che le faccia, è finito il momento della protesta e arriva il momento di vivere questo luogo come un vero dono, un vero patrimonio. Ma l'inaugurazione non è finita in quel momento. Nella sera del 22 settembre, infatti, i cittadini hanno potuto assistere allo spettacolo intitolato La Notte degli Elementi, realizzato dall'associazione Circo e Dintorni. I partecipanti hanno potuto ammirare acrobazie con il fuoco e con tutti gli altri elementi primari, tra cui il vento e l'acqua. Una giornata di sorprese per l'amministrazione, ma soprattutto per i cittadini, che finalmente hanno una nuova e bellissima piazza nella propria città.